Di tua, ma è arrivato lui, sono io il capo. Guardiamo subito un po'. Buonasera a tutti. Prima di aprire la seduta raccomando al pubblico di tenere un comportamento corretto. Ai sensi delle vigenti disposizioni legislative spetta a me, in qualità di consigliere anziano, presiedere questa prima seduta del Consiglio Comunale. Informo che la consigliera Pizzolito Vittorina ha comunicato con nota protocollata 26579 del 30/6/2015 che per precedenti e improcrastinabili impegni di famiglia non potrà essere presente alla prima seduta del Consiglio Comunale. Ai sensi dell'articolo 9,5 del regolamento del Consiglio Comunale, invito eventuali emittenti radiotelevisive o chi volesse effettuare le riprese del Consiglio di rivolgersi al Messo Comunale per compilare la richiesta. Fatte queste premesse, passo subito la parola al segretario generale, dottoressa Maria Teresa Mioli, per effettuare l'appello. Buonasera. Senatore, presente. Partisan Leonardo, presente. Bando Giorgio, presente. Grigo Elina, Fagotto Claudio, Furlanis Marisa, presente. Gradini Luciano, Manzato Alida, presente. Mascarin Gastone, Matera Antonio, Moro Cristian, Pizzolito Vittorina semplificato, Scarpa Bonanza Cora Paolo, Terenzi Marco, Zanco Enrico, Zannin Roberto, Zanuto Alessandra, presente. Bene, il segretario mi dice che abbiamo raggiunto il numero legale, la seduta è aperta, diamo inizio ai lavori del Consiglio Comunale. Informo che la seduta del Consiglio Comunale viene trasmessa, come di consueto, in diretta tramite webcam nel sito internet del Comune. Nelle cartelle, informo tutti i consiglieri presenti, troverete dei moduli da compilare che devono essere restituiti entro la settimana prossima all'ufficio segreteria generale, a meno che non l'abbiate già provveduto a fare questa cosa. Passiamo ora alla nomina, passo ora alla nomina dei 3 consiglieri incaricati alla funzione di scrutatore. Nomino perciò il consigliere Zannin Roberto per il gruppo centrosinistra Più Avanti Insieme, il consigliere Mascarin Gastone per la lista civica Cambiamo Portogruaro e il consigliere Cristian Moro per la lista Portogruaro adesso. Scusi consigliera, hai detto male il gruppo, perché il mio gruppo è il gruppo? Sì, hanno segnato le liste a cui appartenete, poi elencherò i gruppi a cui appartenete, poi gli effettivi del gruppo. Comunque lei conferma che
sindaco, il secondo punto all'ordine del giorno. Al terzo punto all'ordine del giorno la comunicazione del sindaco in ordine alla nomina della giunta. Al quarto punto all'ordine del giorno l'elezione del presidente e del vicepresidente del Consiglio. Al quinto punto all'ordine del giorno l'elezione della commissione elettorale comunale. E al sesto punto all'ordine del giorno le comunicazioni del sindaco sull'attività amministrativa e sulla viabilità in centro storico. E al settimo punto all'ordine del giorno domande di attualità. Primo punto all'ordine del giorno, convalida degli eletti e surroga dei consiglieri nominati assessori. Ricordo che secondo quanto previsto dall'articolo 41 primo comma del decreto legislativo 267 del 2000, nella prima seduta il Consiglio Comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma del capo secondo titolo terzo e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura indicata all'articolo 69 contestazione delle cause di ineleggibilità e incompatibilità. Come da verbali dell'ufficio elettorale centrale di data 3/6/2015 e 16/6/2015 è risultato eletto sindaco la signora Maria Teresa Senatore e sono stati proclamati alla carica dei consiglieri comunali i signori Barbisano Leonardo, Barro Giorgio, Bravo Bertilla, Drigo Irina, Pavotto Claudio, Fulanis Marisa, Geronazzo Luigi, Mascarin Gastone, Moro Sanuto Angelo, Pizzolito Vittorina, Scarpa Mazza Mora Paolo, Terenzi Marco, Toffolo Luigi, Zanco Enrico, Zanin Roberto, Zanuto Alessandra. Considerato che a seguito della nomina della giunta comunale con decreto del sindaco numero 6 del 29/6/2015, numero di protocollo 26387, i signori Bravo Bertilla della lista Io lavoro per Portoduaro, il signor Geronazzo Luigi della lista civica per Portoduaro Vivere Insieme, Morsanuto Angelo della lista Portoduaro Adesso e Toffolo Luigi della lista civica Città dell'Ene, avendo accettato la nomina ad assessori, sono automaticamente cessati dalla carica di consigliere comunale, come previsto dall'articolo 37, primo comma dello Statuto Comunale e dall'articolo 64, comma 2 del decreto legislativo 267 del 2000. Pertanto subentrano alla carica di consiglieri comunali in quanto primi dei non eletti nelle liste di appartenenza i signori Matera Antonio a sostituire la signora Bravo Bertilla e il signor Latini Luciano a sostituire Geronazzo Luigi. Delle rispettive liste io lavoro per Portoduaro per quanto riguarda Matera Antonio e lista civica per Portoduaro Vivere Insieme per quanto riguarda Latini Luciano. Al signor Morsanuto Angelo subentra il signor Cristiano Moro, collocato al terzo posto della graduatoria dei non eletti della lista numero 20 Portoduaro Adesso, che ha accettato la carica con nota protocollo 26666 del 1 luglio 2015, in quanto il primo dei non eletti, signora Ivana Franceschins, e il secondo dei non eletti, signor Valerio Amicare, rispettivamente con nota protocollo 26471 del 29/6/2015 e 26549 del 30/6/2015, hanno rinunciato alla carica di consigliere comunale. Al signor Toffolo Luigi, candidato sindaco, subentra la signora Manzato Alida, appartenente alla lista numero 7, lista civica Città del Terme, che risulta avere il quoziente più alto. Ai sensi dell'articolo 73, 11° comma del decreto legislativo 267 del 2000, il signor Toffolo Luigi, candidato sindaco per le liste Città dell'Emene e Toffolo Cornoli, anche con l'autorizzazione del Consiglio. L'ha fatta per tutto fatta? Sì, perché non la vedevo lì. Perché Zanetti la rinnovata questa sera.
Sicuro che non deve scadere. Fino a dicembre, e non so quando che scade fatta cioè città dell'Ene. Atteso che i suddetti consiglieri subentranti è consentito partecipare alla convalida della propria nomina, assicurando così contestualmente l'integrale composizione dell'organo assembleare, come da circolare numero 5 del 2015, protocollo del 13/9/2005 del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale per le Autonomie, Sportello per le Autonomie, che recepisce il parere numero 5 del 2015 espresso dalla sezione 1 del Consiglio di Stato. Dato atto che sono stati acquisiti agli atti del Comune dichiarazioni di compatibilità, eleggibilità e conferibilità del sindaco e dei consiglieri comunali eletti ai sensi del decreto legislativo 267 del 2000, del decreto legislativo 235 del 2012 e del decreto legislativo 39 del 2013, invito pertanto i componenti di questo Consiglio a dichiarare se ravvisano la sussistenza o meno di condizioni di ineleggibilità, incompatibilità, inconferibilità nei confronti del sindaco o di uno o più consiglieri. C'era valida per il 2014, non per il 2016. Ci sono eventuali interventi su questo? Dopo firmo. D'accordo. Se non ci sono cause ostative, e mi pare di constatare che non ce ne siano, procediamo allora alla votazione per la convalida degli atti letti, che dovrà essere effettuata in forma palese e per alzata di mano. Chi è favorevole? All'unanimità? Voto favorevole. Si convalida l'elezione del sindaco e dei consiglieri comunali eletti nelle elezioni tenutesi il 31 maggio 2015 e del successivo ballottaggio del 14 giugno 2015 con indicazione, come da comunicazioni pervenute, dell'appartenenza ai rispettivi gruppi consigliari. Candidato sindaco eletto Maria Teresa Senatore. Le liste collegate sono le seguenti, con l'assegnazione di seggio: Lega Nord, Liga Veneta Portogruaro, lista numero 3, lista civica per Portogruaro, Liberi Insieme, lista numero 4, Forza Italia, lista numero 6, lista civica Cambiamo Portogruaro, lista numero 7, lista civica Città dell'Emene, lista numero 19, Io lavoro per Portogruaro, lista numero 20, Portogruaro adesso. Candidati eletti consiglieri comunali. Dirò il nome e il gruppo a cui appartengono. Partisano Leonardo, Lega Nord, Liga Veneta. Paolo Giorgio, Noi siamo Portogruaro. Drino Irina, Centrosinistra più avanti insieme. Fagotto Claudio, Movimento 5 Stelle. Furlanis Marisa, Lega Nord, Liga Veneta. Gradini Luciano, lista civica, Portogruaro, Liberi Insieme. Manzatto Alida, lista civica, Città dell'Emene. Mascarini Gastone, Cambiamo Portogruaro. Matera Antonio, Noi siamo Portogruaro. Moro Cristian, Noi siamo Portogruaro. Pizzolitto Vittorina, Centrosinistra più avanti insieme. Scarpa Bonanza Guora Paolo, Paolo Scarpa per Portogruaro. Terenzi Marco, Centrosinistra più avanti insieme. Zanco Enrico, Forza Italia. Zanino Roberto, Centrosinistra più avanti insieme. E Zanuto Alessandra, Lega Nord, Liga Veneta. Stante l'urgenza del provvedimento, invito i colleghi a votare immediata eseguibilità in forma palese per alzata di mano. Chi è favorevole? La delibera è pertanto dichiarata immediatamente esecutiva. Informo che i consiglieri hanno comunicato i nominativi dei seguenti capigruppo. Per il gruppo Movimento 5 Stelle il signor Fagotto Claudio. Per il gruppo Lega Nord Liga Veneta la signora Zanuto Alessandra. Per il gruppo
gruppo Lista Civica Portogruaro Liberi Insieme il signor Gradini Luciano. Per il gruppo Forza Italia il signor Zanco Enrico. Per il gruppo Cambiamo Portogruaro il signor Mascarin Gastone. Per il gruppo Lista Civica Città dell'Emene la signora Manzato Alida. Per il gruppo Paolo Scarpa per Portogruaro il signor Scarpa Bonazza Buona Paolo. Per il gruppo Noi Siamo Portogruaro il signor Matera Antonio. Per il gruppo Centro-Sinistra Più Avanti Insieme il signor Terenzzi Marco. Passiamo ora all'esame del secondo punto all'ordine del giorno. Ai sensi dell'articolo 50, 11° comma del decreto legislativo 267 del 2000, nella seduta di insediamento il sindaco deve prestare giuramento davanti al Consiglio Comunale. Invito pertanto il sindaco a prestare giuramento. Invito altresì tutti i consiglieri ad alzarsi in piedi. Presentare chiaramente la Costituzione italiana. A seguito di questo giuramento io condivido e confermo un percorso che è stato fondamentale per arrivare a questa giornata, un percorso che è stato condiviso e preparato insieme a tanti uomini e tante donne di Portogruaro che hanno creduto nella nostra città. Quindi il mio giuramento di oggi è il giuramento anche di tutti coloro che vogliono servire Portogruaro. Io sono certa che tutti i cittadini di Portogruaro, unitamente i consiglieri comunali eletti, tutti i consiglieri comunali eletti, saranno pronti e motivati per dare una nuova opportunità alla nostra città, coscienti che quanto è stato fatto fino ad ora sarà la base per continuare a lavorare, traendo spunto e occasione da quello che si sa per migliorare e per costruire con i nostri cittadini e per i nostri cittadini. Io faccio solo una brevissima considerazione personale rispetto a questo. Quando in campagna elettorale personalmente pensavo al futuro della nostra città, immaginavo case, strade, palazzi, lottizzazioni, irrigazioni, sistemazione di fossi. Adesso che sono nel palazzo municipale penso sia anche questo, però io mi vedo davanti le persone di Portogruaro, vedo le persone che hanno difficoltà semplici ma che hanno grandi e grosse difficoltà. Quindi io invito tutti quanti, a partire dai consiglieri comunali, a lavorare tutti insieme per questo nostro futuro. Grazie a tutti.